Monti dice: oh, che è successo a Finmeccanica? Dobbiamo rivedere la governance. Cicci, 40 volte se l'ho detto in un anno. È vero o no? Scusa, ma te lo ricordo, no, Antonio? Abbiamo fatto 40 interrogazioni parlamentari, cambia Orsi, cambia Orsi, cambia Orsi. Adesso dice dobbiamo riguardare, ma allora delle due l'uno, o sei fesso o sei complice, perché almeno sai leggere, te l'abbiamo detto pure sul Monte dei Paschi di Siena. Questa idea, cioè, di girarsi dall'altra parte, l'ha fatto Ponzio Pilato quando hanno impiccato Gesù Cristo, e qui in croce ci stanno tutti i cittadini italiani per questo tuo modo di fare. Ma a me, che come quello che fa Monti, mi interessa poco. Quello che mi preoccupa è che Bersani si vuole alleare con lui. E questo è il problema. Dice no, tu, come dice Enrico, attenzione a quelle che fate, perché se votate rivoluzione civile poi affidate il governo a Berlusconi. Ma tra Berlusconi in Loden e Berlusconi senza Loden non è che cambia granché. E dice, per giustificarsi, abbiamo dovuto fare quei provvedimenti in quel modo, ma lo cambieremo, perché con quella maggioranza quello era l'unico modo per far passare il... Cioè, forse non sai, signor Monti, che se tu non riesci a portare a termine quelle per cui ti hanno messo lì, ti devi dimettere, non che ti devi accontentare di fare un atto che nemmeno tu condividi, perché altrimenti diventi complice. Oh, il Papa non è d'accordo su quel che fanno i suoi vescovi e si è dimesso e tu non hai il coraggio di dimettere. Quando hanno fatto il decreto anticorruzione, oh, tolto io che non l'ho votato, io inteso Italia Valori e voi che stavate fuori a fare protesta, l'hanno votato tutti quanti, PD e PDL. E questo è il concetto di fondo. Quindi adesso tutti quanti si riempiono la bocca, almeno io Berlusconi, sotto questa cosa, oggi mi è piaciuto Berlusconi, perché almeno, cavolo, il cittadino italiano ci può pensare due volte. Oggi Berlusconi cosa ha detto? La corruzione ci vuole, perché la corruzione serve per fare affari. Allora il cittadino italiano fa una scelta di cazzo. Io voglio stare con lo Stato criminale. Io dico, chi vuole stare con lo Stato di diritto, con lo Stato legale, voti rivoluzione civile. Chi vuole stare con lo Stato criminale, voti Berlusconi. Come una volta i nostri padri hanno detto, chi vuole stare con la democrazia, faccia il partigiano, chi vuole stare col fascismo, vota Mussolini. Ma almeno è chiaro. Ma voglio della situazione, cavolo. Che sa lì, né carne né pesce. Di che stiamo a parlare? Tutti dicono a parole che vogliono combattere la corruzione, ma nei fatti poi tutti si girano dall'altra parte, tutti fanno finta di non vedere.